Amici bellini, allora, io tra un po' devo andare a lavorare, quindi purtroppo non ci sarà reaction, non ci sarà la live, ma vi porterò probabilmente un video a caldo, di commento a caldo, perché potrò forse ascoltarla via telefono. Insomma, vabbè, lo sapete. Però oggi è un giorno dove secondo me bisogna parlare di quello che è successo ieri Bastoni Wirtz è la cosa principale, e vedo che si sta arrivando a me. Insomma, la simulazione comincia a essere un argomento interessante a livello globale, quindi io do il benvenuto a Manfredo Cocco. Ci sono altre cose di cui voglio parlarvi in questo video. Nel frattempo però non perdiamoci la simulazione, quella di eFootball, quindi parlerò. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, se io la devo dire forte, dirò una cosa forte o comunque che può far discutere, ne possiamo parlare nei commenti e vediamo un pochino di che si tratta. Cominciamo. Allora, mi sovraimpongo al video che lascio senza volume, perché ci sono pochi utenti a cui il mio giochino, la simulazione piace, poi ci divertiamo a vedere se qualcosa avviene nella realtà. Lo lascio scorrere. Il mio commento ad oggi, dopo aver visto Bordocam e ho visto un McTominay molto sofferente giocare sul dolore e fare anche dei recuperi, quel recupero che fa su McKennie, insomma, io oggi, a poche ore dalla partita, vi direi Vergara titolare. È un mio desiderio, perché ho una paura incredibile di perdere McTominay, e se sta giocando sul dolore da parecchio tempo non lo vorrei rischiare. Poi c'è l'Udinese, insomma, ad oggi mi sento di dire così. Vergara, mi fido, è un giocatore diverso, McTominay è fondamentale, lo so, però non vorrei perdere McTominay per tanto tempo. Non so se questo è la oppure se ha recuperato, ovviamente il nostro staff saprà meglio di me. Ora, chiuso questo discorso, e godetevi la partita mentre parlo, oppure non godetevela, ascoltatemi semplicemente, perché bisogna parlarne di questa cosa, bisogna togliersi le sciarpe e non fare il solito discorso: il tifoso del Milan dice che è rigore, il tifoso dell'Inter invece dice che è uno scandalo, e non mi piace così, perché prendiamo sempre poi gli esempi nostri, il tifoso che dice "ah, qua non avevate detto niente", così arriverà la prossima volta in cui succede a te, e invece dobbiamo trovare una linea comune. Ora io lo sto ascoltando quello che si dice in giro, e onestamente il consensus generale è: non è mai rigore quello, è uno scandalo, e tutta l'Italia insomma si fa scudo, no, dell'Inter, non per una questione di campanilismo, ma perché, insomma, penso forse per una questione di campanilismo, non lo so, perché se io guardo quella roba, il problema per me è un altro. La maglietta non si può trattenere dal regolamento, trattenere un avversario e così. Poi c'è la dinamica, e la dinamica ci fa capire delle cose. Se un giocatore sta andando, Saka contro Chiellini, Saka se ne sta andando, Chiellini lo prende, lo trattiene, lo butta giù, fallo, ammonizione. Quella è una dinamica. Trattenere una maglietta di un giocatore che sta di spalle, ok, spalle alla porta, che non sta correndo, diciamo che sono abbastanza statici, anche se lui sta cercando di controllare il pallone, Bastoni lo anticipa, ma la palla è ancora lì. Tu potresti ritornare in disponibilità della palla se vai verso il pallone, e Wirtz sta provando ad andare verso il pallone. Se Bastoni lo trattiene anche un minimo, Wirtz non riesce a completare il suo movimento e sul pallone non ci arriva. Per me quello, come lo ha definito Akanji, quindi un difensore dell'Inter, e come qualcun altro insomma sta ragionando sulla cosa, è un soft penalty. Significa che il penalty c'è, è leggero, è soft, non è che gli è entrato nelle caviglie, però tecnicamente non mi può impedire di andare verso il pallone trattenendomi la maglietta. Non stai contendendo il pallone tu, Bastoni. E la mia riflessione immediata, quella proprio a caldo quando ho visto l'episodio, è stata: se fosse stato Juan Jesus, noi tifosi del Napoli, e quando dico noi cerco di generalizzare, parliamo di la maggior parte, perché conosco i nostri polli, avremmo detto Juan Jesus è un pollo, perché conosco i polli, Juan Jesus è pollo
libero, Wirtz non va da nessuna parte, la situazione non è pericolosa, non gli devi tirare la maglietta, errore da matita blu, nemmeno in eccellenza si fanno queste cose, come è possibile? Juan Jesus incompetente, via da Napoli. Io sono convintissimo che questi sarebbero stati il tenore dei commenti rispetto a una cosa del genere. Nel resto dell'Italia, poi leggendo anche i tifosi dell'Inter, la responsabilità di Bastoni non viene messa sul piatto. Ora, proprio in maniera proprio semplice ed evidente, per me è rigore? Per me sì. Il problema è un altro, e lo so che già qua, ma come non è mai rigore? Per me quello è rigore. Quindi io non vengo a dirvi delle cose per prendermi qualche like di squadre avverse, forse è per questo che non posso, perché vi dirò sempre quello che penso. Quindi per me quello è rigore. Il problema per me sono due altri. Primo, la posizione dell'arbitro. L'arbitro è messo bene, e stiamo guardando le refcam e si vede dalla refcam come è difficile arbitrare, ti volano giocatori davanti, devi fare tutto in mezzo secondo. L'arbitro è in linea e credo, da questa immagine magari che vi posso postare, che fosse anche in grado di vedere la maglietta che si allarga, che viene tirata, insomma non è più la maglietta che stai vestendo, si vede così. Ora, se l'arbitro ha visto quella roba là e ha giudicato che è troppo soft, perché il calcio è uno sport di contatto e quindi ci si può anche trattenere un pochino, le trattenute reciproche, come ha detto Costa Curta, allora tutti i rigori, io lo accetto anche se l'arbitro vede quella roba e dice non è abbastanza, perché deve essere più grave, più vistosa, più un abbraccio, deve essere più così. Se l'arbitro decide che quello non è rigore, va benissimo e nessuno può dire niente. I tifosi del Liverpool non possono dire è un rigore netto, è un rigore soft che si può dare e non si può dare, la famosa zona grigia. Ma a quel punto cosa cacchio interviene il VAR? Perché se l'arbitro ha visto quella roba, interviene il VAR e porta a cambiare la decisione. Quindi questa è la prima cosa. Se l'arbitro ha visto e va a rivedere al VAR, dovrebbe dire io l'ho vista questa trattenuta qua, per me quello non è abbastanza. A meno che l'arbitro non ha visto perché si trovava in quella situazione e magari li vede di faccia tutti e due e non vede il movimento della maglia. Se l'arbitro non ha visto quello e il VAR dice guarda ti sei perso la maglia trattenuta, allora lui la può decidere. Ok, mi sono perso questo è importante, la maglia trattenuta non permette a Wirtz di andare sul pallone. Questa è la prima cosa, il primo errore che secondo me viene fatto. Il secondo errore, che è grave per me, per come io vedo il calcio e per dove stiamo andando, è l'urlo di Wirtz. Avete presente l'urlo di Munch? Questo è l'urlo di Wirtz. Siamo in un'epoca dove bisogna mettersi le mani in faccia quando ti colpiscono qua, perché quando incolumità del giocatore l'arbitro deve fermare il gioco, si può rivedere a rallenti qualche cosina e tu cerchi di ottenere un vantaggio mettendoti le mani in faccia e simulando un colpo in faccia che non hai mai ricevuto, simulando, esagerando, accentuando. Abbiamo visto il salmone Saelemaekers che prende un brutto pestone perché è brutto, perché si gira la caviglia e fa male, ma tu che rimbalzi come un salmone stai cercando di ottenere l'espulsione dell'avversario perché stai esagerando. Io lì mi sono detto oddio, ma lì è finita la stagione di Saelemaekers, gli avrà spezzato una serie di cose. No, dopo 2 secondi che il giallo è stato dato, Saelemaekers scatta in piedi, protesta con l'arbitro, prosegue la partita, mette un assist, si guadagna anche un fallo che non c'è, che annulla il gol di Adams. Quindi siamo arrivati a questo, benissimo. Wirtz non può urlare, perché se mi trattengono la maglietta io posso fare questa smorfia, perché non sono arrivato sul pallone, vado a protestare se l'arbitro non dice niente e là chiedo l'intervento del VAR, perché se l'arbitro non ha visto la trattenuta senza urlare, ecco perché il challenge è importante, perché il challenge potrebbe evitarci queste simulazioni vergognose. Se tu urli, allora hai simulato, e per me la decisione finale dovrebbe essere soft penalty, benissimo, si dà il penalty. Il soft penalty potrebbe anche diventare punizione a 2 in area quando le cose non sono così gravi e insomma, come i falli di mani, insomma involontari, si potrebbe lavorare sul regolamento. Il fallo per me c'è,
perché Wirtz vuole andare a giocare il pallone e Bastoni glielo impedisce. Ma se Wirtz urla ammonizione per simulazione perché non puoi aver sentito dolore, non puoi. Quindi lo so che è un discorso che non accontenta nessuno, perché sto dicendo che il rigore si può dare, e mi venissero a dire ma il fallo di mano di Van Dijk e gli altri episodi non mi interessano, sto parlando di questo qua. E prendete altri esempi, ma allora quando Lautaro è stato tirato, non mi interessa, sto parlando di questo qua e da qua in avanti, perché quelli indietro sono andati già. Quindi in conclusione, noi dobbiamo risolvere la questione generale. Le simulazioni sono insopportabili ed è la cosa principale. Io guardo il football americano, gente che si dà botte legali, entrano a tutta velocità con i caschi nel chest, come si dice, addosso, si fratturano costole e in continuazione loro si alzano immediatamente in piedi per dimostrare che sono grandi atleti e che possono prendere botte. Qua non vengono nemmeno sfiorati, si buttano a terra, urlano come i dannati per far finta di essersi fatti male, e non è più accettabile. Quindi la mia cosa, purtroppo, perché magari non sarete d'accordo, la maggior parte non sarà d'accordo, per me se danno quel rigore là, Bastoni è fesso e non devi tirare la maglietta perché avresti potuto controllare. C'era Zielinski in zona che poi va a rilanciare il pallone, si poteva far meglio. Quindi se tu tiri la maglietta ti stai prendendo un rischio, e lo avremmo detto a Juan Jesus, quindi senza sciarpa. Questo è il mio pensiero, non è la verità, e il mio pensiero è questo. Successivamente Wirtz non può urlare, non può assolutamente urlare. Ci deve essere un modo per far intervenire il VAR a prescindere dalla reazione esasperata dei calciatori, perché ad oggi loro si mettono le mani in faccia, così l'arbitro deve fermare il gioco. Loro urlano per richiamare l'attenzione dell'arbitro che può non aver visto il normale, e quindi il VAR è costretto, tra virgolette senza challenge, a controllare il controllabile. Bisogna evitare tutto questo perché sta diventando veramente insopportabile, e quindi per evitare che si creino queste situazioni in futuro e poi toccano la tua squadra e quello che avevi pensato dell'altra squadra adesso devi pensare per coerenza anche della tua. È chiaro, no? In conclusione, so che si sta parlando molto di mercato perché ci avviciniamo tra qualche giorno. Dovremmo poter sapere se il Napoli si può muovere sul mercato, ed è importante saperlo perché si stanno facendo i nomi più disparati. Io devo capire prima se il Napoli ha possibilità di muoversi. In teoria il Napoli deve fare delle richieste, quindi i nomi che escono possono essere anche veri, cioè che il Napoli si sta informando se c'è la disponibilità di prenderli. Poi ci devono dare l'autorizzazione a farlo, bisogna capire se il mercato è bloccato o no, e poi ragionare sulla questione delle liste, perché adesso è ufficiale che è stato reintegrato Lukaku, me lo chiedevate in live, adesso possiamo parlare di un Lukaku che ritorna in gruppo, ed è stato tolto De Bruyne, e fin qui non ci sono grandi sorprese perché De Bruyne è il lungodegente. Aumentano a dismisura i dolori muscolari, gli infortuni muscolari di tutte le squadre, ci aggiungiamo a Acerbi, ci aggiungiamo a Çalhanoğlu, si aggiunge a Leao, insomma sono infiniti e riguardano molte altre squadre, non solo il Napoli di Rongoni. Quindi questa è una riflessione che dovremmo fare più approfonditamente e che ci dovrebbe portare a fare degli acquisti a gennaio a prescindere, perché non sai mai quello che, ecco perché io vorrei far giocare Vergara oggi, per evitare proprio i rischi. Però godiamoci il percorso, perché l'Atalanta ieri ci ha dimostrato che si può anche battere il Chelsea, e quindi ovviamente spero di non arrivare all'ultima partita a farla diventare una finale, perché non siamo abituati. E partita dopo partita, Benfica, Copenaghen, Chelsea, vediamo di fare, perché oltre al prestigio, lo ripeto, ed è la cosa più banale del mondo, vincere in Champions ti porta punteggio ranking e ti porta denari, e i denari, visto che non abbiamo alle spalle delle holding e gente che può ricapitalizzare, i denari ti servono perché i soldi non sono infiniti, e anche se lo fossero ci sono delle regole che poi la società li può spendere, non potresti spendere il tuo patrimonio personale.
Ma noi con la nostra gestione familiare non abbiamo di questi problemi, onestamente. Basta, non so se la partita qua è finita, io però vi saluto, devo andare a fare le cose che devo fare per mangiare e ci saranno sicuramente altri episodi che si possono comparare a livello arbitrale. Io la mia l'ho detta, sentivo di doverla dire, l'avevo condivisa con gli amici sul gruppo Telegram e volevo metterla di pubblico dominio. Potete ovviamente essere d'accordo con me o meno. Sulle questioni grigie è giusto avere opinioni diverse, quindi rigore non il rigore, per me io quello non lo darei mai, lo accetto come commento al riguardo. Per quanto riguarda l'urlo di Munch, l'urlo di Wirtz, non accetto discussioni, invece quello per me resta grave, più grave del rigore stesso, e bisogna intervenire sui regolamenti, ammonizioni, squalifiche, multe, prove TV anche retroattive, perché è brutto lo sport, sta diventando brutto lo sport, sta diventando brutto da vedere e se parlate noi, tra di noi, amanti del calcio, alla fine sì, ci possiamo lamentare, ma se parlate con la gente comune che guarda altri sport, ci guardano veramente come gli ultimi degli atleti, perché non sappiamo, se facciamo di tutto per ingannare chi ci sta guardando, e questo non è bello. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Forza Napoli sempre, forza oggi, non lo so, Oliveira confermato, McDo vedremo, non lo so, però quelli sono, non ne abbiamo tantissimi, lasciate un like. Saremo in diretta dopo l'arte, prima di Raffici, prima di Ventura Tour, e non forse il sabato e la domenica. La prossima dell'Atalanta in casa, non ricordo con chi è il campione di fare il Cagliari, ma potrei dire sì, ok. Che potrebbe essere una partita anche piena di insidie, perché insomma la ricaduta dopo una serata così intensa, impiegato tanto e anche perso un giocatore importante per infortunio, possono esserci un po' di oscillazioni, però sappiamo bene che l'Atalanta, che 2 anni fa ha vinto l'Europa League in quel modo, non fa tempo a combattere quasi con nessuno in Europa, questo è quello che dimostra la gara stasera. Sì, diciamo che anche una squadra magari un po' altalenante come prestazioni, ma altalenante. Ma le cui prestazioni difficili, che sono molto a livello di squadra, sono molto proporzionali con quelli che sono come singoli. L'Atalanta dipende troppo da Ederson, Lookman, probabilmente anche che titolare. Possiamo solo una partita di campionato su 14 contro il Lecce a terza giornata. Pure stasera vedevo dei dati, sono dovuto fermare per capire se avevo letto male, perché per trovare un difetto nella prova di allenare stasera è difficile. Ha sbagliato 3 passaggi su 30, non ha sbagliato un lancio lungo, ha vinto 6 duelli su 7, ha fatto un assist, ha fatto un corretto, è stato perfetto. C'è anche da aggiungere che quando l'Atalanta trova un brillante del centravanti con continuità, non è un caso che poi le cose vadano bene, e brillante centravanti Scamaccia. Poi sai, ci sono tante squadre che hanno difficoltà ad avere sostituti dalla tre quarti in su, no? Magari parliamo molto della Roma, e faticano a trovare giocatori da mettersi in funzione in particolare. L'Atalanta sì, eredità della gestione di Gasperini, che è esattamente quello che vorrebbe avere anche a Roma, cioè una serie di giocatori che permettono anche di cambiare le partite in corso. La Roma non ce le ha, l'Atalanta ce l'ha. Ambro, Daniele Mariucci, super shot, come è uscito anche? Sì, adesso lo recuperiamo. Sai, Vai, se vuoi. mentre torna, scusa Bart, volevo solo dire, visto che abbiamo due grandi interpreti al tavolo, magari visto che i problemi con il frigorífero, potete consigliare un ristorante Ma di sapore abbiamo già dato giovedì sera. voi che solo seguire gli ingressi alla Prendi la live di giovedì, più o meno in avvio. Eccolo. Ecco, cioè, tra l'altro la chat si sta mobilitando e qualcuno ha scritto: non c'è nessuno dalle parti di Ambro che può dargli una mano. Io ho citato l'hotel Boa Vista all'inizio, quindi siamo tutti convinti che sia. Non è lì? No, dove sei, Ambro? È riuscito, sarebbe del parto. Vi volevo nell'attesa, scusatemi, Ma c'è o non c'è? vai e vieni, vai. aspetta questo. Lo facciamo avanti. Allora ti posso leggerla su chat mentre la cosa, perché Daniele Mariucci chiede a Massimo Morosini come ti spieghi questa differenza tra l'Atalanta in campionato e quella in Champions. È una questione di atteggiamento differente degli avversari o c'è dell'altro? Penso ci sia anche dell'altro. Situazione da
resta un'ora di trasmissione, così ridete, scherzando, siamo alla fine. Vi posso dire, abbiamo la coppa pistacchio e fior di latte, citazione di Stefano Ferré, e poi per iniziare la puntata con coppetta, con tantissime domande oggi. Anteprima sommario, la canzone tutti pazzi per Ferré, sommario Ferré, Fiorentina, poi il Bologna, un quiz Pastore su Lazio Bologna e un altro difensore. L'astico 1, quelle tre, il Milan, il Napoli e l'Inter. Tu trovi tutti come fece lui.